Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Tappa fondamentale oggi nell'inchiesta sull'incidente mortale in A28 che è costato la vita a 2 giovani donne. Iniziata infatti a mezzogiorno l'udienza di convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, il 61enne Dmitry Traikov. Si svolgerà a mezzogiorno l'udienza di convalida dell'arresto di Dmitry Traikov, il 61enne bulgaro, alla guida del SUV che ha causato l'incidente mortale in A28 domenica sera. L'appuntamento è fissato in tribunale a Pordenone davanti al GIP Giorgio Cozzarini. Per la difesa sarà presente l'avvocato Gianni Massanzana. L'indagato invece resterà in carcere a Udine, dove è detenuto, supportato dal legale Loris Padalino nell'interrogatorio di garanzia che avverrà in modalità telematica per le normative anti-Covid. L'uomo, già condannato in precedenza per guida in stato d'ebbrezza, potrà così fornire ai magistrati la sua versione dei fatti. Parole che in ogni caso non potranno rimediare al dolore provocato, come quello di un uomo che ha perso la compagna e prega per le figlie piccole ancora in lotta per la vita all'ospedale di Udine. Non è possibile al giorno d'oggi morire così. Dopo quello che ha combinato poteva almeno fermarsi a soccorrere, almeno a chiamare il 118, almeno quello poteva fare. E invece se n'è andato. Per la legge forse non conta, ma ci sono 2 bambine piccole. La più piccola ha 5 mesi e la mamma non gliela dà nessuno, purtroppo. Bisogna spegnere tutto, non pensare a quello che è successo e pensare solo al bene delle bambine. È una cosa difficile, ma finché sono qui dentro devo essere il papà sorridente che cerca di consolare le figlie. I prossimi passaggi dell'inchiesta vedranno la perizia sull'assunzione di alcol di Traikov venerdì e l'autopsia sul corpo delle 2 cugine decedute nell'impatto in programma l'8 febbraio. È morto questa mattina all'ospedale di Udine dove si trovava ricoverato da qualche giorno in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute Arnaldo Ciriani, il padre del sindaco di Pordenone Alessandro e del senatore Luca. Pochi giorni fa aveva compiuto 90 anni, stimato medico di base a Fiume Veneto. Ciriani era anche un uomo di profonda cultura, lascia la moglie e 4 figli, la data dei funerali non è stata ancora fissata. Estendere anche alle elementari le regole su quarantena e DAD che sono ora in vigore per quanto riguarda medie e superiori, l'ipotesi sulla quale si esprimeranno oggi il Comitato Scientifico e il Consiglio dei Ministri. C'è molta attesa, soprattutto tra le famiglie con bambini che ogni giorno incrociano le dita perché ci siano le condizioni affinché i propri figli frequentino le lezioni in presenza per le nuove norme anti-Covid nella scuola. Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio dopo la convocazione del Comitato Tecnico Scientifico che dirà la parola definitiva sull'ipotesi in ballo, ovvero che siano estese anche alle elementari le regole attualmente applicate alle medie e alle superiori e che per gli studenti delle scuole secondarie non sia più prevista la DAD qualora siano vaccinati o guariti dal Covid, indipendentemente dal numero di positivi emersi in classe. L'estensione alle primarie delle regole su quarantena e didattica a distanza, ora applicate dalle medie in su, prevede una distinzione tra alunni vaccinati e non, ma la Lega chiede di evitare discriminazioni. In ballo c'è anche la durata del Green Pass. Per chi ha ricevuto le 3 dosi, la certificazione verde potrebbe non avere più scadenza. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di non limitare le attività per le persone positive al Covid ma asintomatiche. Non solo emergenza sanitaria sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, ma anche PNRR. Il presidente Mario Draghi ha chiesto ai ministri di accelerare i tempi e di conseguire almeno 45 obiettivi entro giugno. Sarà dunque fatto il punto sui progetti in essere da realizzare nei prossimi 180 giorni. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga è risultato positivo al Covid. L'esito è arrivato ieri a seguito di un test effettuato come d'abitudine dal governatore in considerazione dei tanti impegni istituzionali che lo vedono entrare in contatto con numerosi interlocutori. Fedriga, che ha completato il ciclo vaccinale, compresa la 3ª dose, è asintomatico. Subito dopo il test il governatore si è posto in isolamento e continua a lavorare in modalità necessariamente diversa. Ieri sera nella trasmissione Mediaset di Mario Giordano, Fuori dal coro, è nato in onda un servizio nel quale si attaccava la regione Friuli Venezia Giulia per il conteggio delle terapie intensive, un argomento che è stato ampiamente dibattuto negli ultimi mesi.
I contagi a Trieste sono saliti perché non c'erano le 145 terapie intensive annunciate dalla regione e non per le manifestazioni. Questa è la curiosa tesi di Mario Giordano, tornato con la sua trasmissione Fuori dal coro, platea dedicata al mondo Novax e al lato del paese, quello minoritario, che non crede nel contagio. Il nemico da abbattere è sempre il Ministero della Salute, con Roberto Speranza, e per arrivare lassù si passa per il Friuli Venezia Giulia con un servizio dedicato ai dati sulle terapie intensive, secondo la trasmissione di Rete 4, sballati. L'accusa è di non aver mai attivato 145 posti letto che erano stati invece indicati come esistenti, un tema ampiamente dibattuto con tanto di ispezione ministeriale nella quale, in estrema sintesi, si confermava l'assenza di qualsiasi ricaduta sui servizi ai pazienti, ma si confermava un problema tecnico sui numeri. Sul web c'è addirittura chi ha augurato al presidente Massimiliano Fedriga di finire in terapia intensiva, magari in uno di quei posti che non ci sono, a conferma che la cloaca è stata aizzata a dovere. Dalla regione al momento nessun commento ufficiale, trapela indignazione per il servizio che, peraltro, sull'Irx Burro Garofalo mostrava sdegnato le condizioni del pronto soccorso. Peccato non si fossero informati sul fatto che la struttura sta subendo dei lavori di riqualificazione, eppure era una notizia nota. Trovato con quasi mezzo chilo di marijuana, uno spacciatore è stato arrestato a Trieste. Si tratta di un 36enne che, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, gestiva una piccola centrale di spaccio di stupefacenti nel suo appartamento. I carabinieri, coordinati dal PM De Grassi, hanno trovato oltre 420 grammi di marijuana, 17 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento della droga e 500 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. MSC ha ufficializzato le rotte per l'estate 2022. Trieste e Monfalcone saranno home port di 2 navi della compagnia. MSC Fantasia ed MSC Musica saranno le 2 navi della compagnia di Gianluigi Aponte che faranno scalo nel porto di Trieste e di Monfalcone nella stagione crocieristica 2022. Il calendario è stato presentato oggi e prevede un totale di 49 scali nella nostra regione. La MSC Fantasia, che partirà dal porto Giuliano, avrà la prima crociera sabato 9 aprile e poi ogni sabato fino a settembre con destinazione Ancona e Bari in Italia, Corfù in Grecia e Kotor in Montenegro. A cambiare saranno le tappe croate con scalo a Zadar e Split a seconda del periodo. Da settembre la durata della navigazione si allungherà da 7 a 11 notti e la nave arriverà fino a Istanbul e Izmir, entrambe in Turchia, e poi il Pireo, il porto di Atene in Grecia. La MSC Musica partirà da domenica 1 maggio e anche in questo caso lo scalo sarà ogni settimana. Cambierà l'itinerario perché da Monfalcone la nave farà rotta verso la Grecia e precisamente Catacolon, da cui sarà possibile visitare Olimpia, poi Santorini e Creta e ritorno in Italia a Bari. L'ultima partenza è fissata il 13 novembre quando la nave salperà da Monfalcone con destinazione Buenos Aires, dove arriverà dopo 21 notti di navigazione. Con una cerimonia semplice ma molto toccante, questa mattina la sala di riunioni del CONI Point all'interno dello stadio Friuli è stata intitolata ad Alessandro Talotti, campione di salto in alto e poi dirigente sportivo scomparso lo scorso maggio a soli 40 anni. Questa è stata la volontà del Consiglio regionale del CONI, ovviamente anche mia, proprio per far ricordare le persone che frequenteranno questa sala, che è la sala riunioni di tutto il mondo dello sport, non solo del CONI, in particolare del Friuli, e quindi è una cerimonia significativa per il valore che ha. Io devo ringraziare la famiglia e la moglie che hanno accettato questa intitolazione, il Comune di Udine e l'Udinese che sono i gestori e proprietari di questa sala, e credo sia un bel gesto per ricordarlo e soprattutto per ricordare ciò che ha fatto e i valori che portava con sé. Anche all'interno del CONI. Anche all'interno del CONI come mio delegato, come ben sapete, è un po' anche, vabbè, insomma, è andata così, ecco, e quindi mi sembrava giusto essere qui oggi a onorare l'impegno che ci eravamo presi circa 6 mesi fa. In scena al Teatro della Corte di Osopo, la prima nazionale di Relir, l'uomo della corona della compagnia Anatema Teatro. Con riscrittura drammaturgica ispirata alla celebre tragedia di Shakespeare, al Teatro della Corte di Osopo ha debuttato in prima nazionale Re Lear, l'uomo con la corona, spettacolo prodotto da Anatema Teatro in collaborazione con l'associazione Arum, impegnata nella tutela della salute mentale, con regia di Luca Ferri e pool d'attori formato da Luca Marchioro, Massimiliano Codric ed Alberto Fornasati. Il celebre protagonista shakespeariano da Re Lear diventa Lear, il re bugiardo alle prese con i compagni
compagni di stanza di un manicomio che nella trasposizione voluta dal regista Luca Ferri è il luogo dove si svolge l'intera scena e sono proprio i compagni di stanza assieme alle 3 figlie di Lea ad accompagnare il re protagonista in un viaggio dove coesistono in bilico il senso della follia e della ragione, creando atmosfere sospese che si alternano tra il dramma ed il thriller psicologico, dove i pazienti sono sottoposti ad una terapia sperimentale per guarire dalla loro follia, guidati da un medico e un infermiere. In questo Re Lear, l'uomo con la corona si trova di fronte alla giustizia per un grave reato compiuto nella vita normale. La stanza del manicomio diviene un'anticamera dell'anima creata per gli incontri con lo psichiatra, con se stesso e con il pubblico che diviene spettatore dietro ad un vetro immaginario. Il regista esplora con forza devastante le questioni più basilari dell'esistenza umana: amore e dovere, amicizia e tradimento, leadership e lealtà, con in palcoscenico un pavimento a scacchi a ricordare i movimenti studiati della corte, pareti bianche, un tavolo e tutto l'arredo di un ospedale psichiatrico degli anni 70. Così il protagonista inizia un percorso introspettivo e ritorna per rifugiarsi nei momenti di maggiore debolezza e paura, con il pubblico in dubbio fra ciò che è reale e ciò che è finzione. E tra poco vi ricordo l'appuntamento con A voi la linea per gli approfondimenti delle principali notizie di giornata. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci.